Buonasera a tutti ragazzi, non si sa mai, io faccio la diretta, poi è capace che qua capita di tutto, quindi incominciamo un po' a scrutare il cielo, vediamo un po' che riusciamo a vedere. Questa qui ci sta sempre qui, quindi questo qua come regola, come disse la ragazza, era Venere mi pare, quindi qua Venere ci sta ancora. Poi eccola qua, la luna, eccola qui. Sopra la luna ci sta, deve essere Marte, ma adesso quello lì, come regola credo di sì. In effetti ieri, se vi ricordate, passò quell'oggetto vicino alla luna, che sicuramente qualcosa di strano era, quindi non lo so, quindi in effetti il cielo è così. Quindi la luna stasera mi pare un po' azzurrina, tipo un riflesso azzurro, però il cielo da qui è un po' coperto, quindi da qua non possiamo osservare nulla, solo da questo lato qui. Quindi questo qua è Venere, poi sopra la luna quello deve essere Marte, quindi vediamo un po', ingrandiamo un po' la situazione, vediamo che succede. Sotto la luna vedo due palline, non so che sono, non so se le notate, una sta a sinistra e una sta sotto, boh. Ora brilla, non lo so, certo col cellulare è un casino. Eccola qua, si vede un po' di più adesso, la luna, c'è una nuvola sicuro, quello lì deve essere Marte. E poi stanno questi due punti qua. Questo tipo mi pare come una roccia, boh. Non lo so che cos'è. Quello lì è Marte. E poi da qua ci deve stare Venere. Eccolo qua. Questo dovrebbe essere Venere. Quindi ecco qua la visuale più ristretta. Eccola qua. Per il momento ragazzi sembra tutto normale. Non ci sta nulla di anormale. Poi quando la luna starà di fronte faccio una diretta un po' meglio, adesso vediamo qualche cosa. Anche questo qui se vedete non so che cos'è, eccolo qua. Bah. Comunque quando la luna starà più centrale allora forse riuscirò a prenderla migliore. Adesso sta sul lato sinistro, quindi quando ce l'avrò di fronte così allora forse sarà un po' più diverso. Vabbè, ci sentiamo ragazzi, a dopo.